Lo coraggio di Peppino. Picciuttello coraggioso, non ci pensaste robota a rinnegare tua pace e a mettere contro ogni mafioso. Te polmone respiravi aria di canciamento, ma lo cuore tuo era chino di sgomento quando vedeva l'aria e le geste di certa gente che s'annacavano e comandavano un tuo paese senza che non ci diceva niente. Radio Out era la tua voce, erano tanti i cinisara che ti attentavano, zutta ti apprezzavano, ma al contrario di te non parlavano perché la mafia si scantavano. Lo padrone di Cinisi t'hanno seduto lo chiamava, perché in tala sua casa 100 passi tu puntavi. Sponda pazza tu gridavi, sfottendo senza scanto e né timore politici, mafiosi, sindaci e commendatori. Le tue pensate a cominciare a essere pericolose. Le tue denunce, appena poco, erano fastidiose. E fu così, che il 9 maggio del 78, lo corpo tuo, marturiato, in capo di binario della stazione fu trovato. E un suicidio fu ammentato. Il corpo di tua madre Felicia, una ferita mortale si rapio. Ida non si dava pace, allo suicidio non ci credeva. Per darti giustizia, tanti anni lottavo con dignità, per chiccare in terra il numero d'omertà e fare conoscere a tutti la vera verità. Peppe, che vergogna per noi siciliani, perché dei catefecero sti malviventi, non si faceva avanti. Non sapeva niente. Lo tempo passa e ogni anno, il 9 maggio, tanta gente viene a Cinisi per ricordare il tuo messaggio portato avanti da tia con tanto coraggio. Ma perché la chiamano cosa nostra? La mafia non è cosa mia, la mafia non è cosa di tanti siciliani che travagliano onestamente e vogliono essere liberi e sta malamente. La Sicilia non è solo terra di mafia, è terra di sole, di mare, di aria pulita e di brava gente. Grazie.